Nessuno mai nota tutto quello che deve passare. Nessuno mai ti può portare sonno e notte rinde mai. E waiu, ciao, benvenuti e bentornati sul canale Superallan, siamo qui oggi con un nuovo video e come avete visto dal titolo della miniatura e capito dall'intro, ovvero da questa canzone che nelle ultime ore stiamo ascoltando più del dovuto, perché? Perché comunque è arrivato un nuovo calciatore, un nuovo napoletano a Napoli, Pasquale Mazzocchi, per gli amici Paco, che sta gasando letteralmente, perché è proprio Tamar, perché è proprio lui, perché di barra, capito? Proprio i quartieri di Napoli, tra l'altro vicinissimo a me, però non lo conosco ancora, dico, che farò di tutto per conoscere su Aglione, che praticamente Vagliù si è fatto da solo, ha fatto una bella gavetta, c'ha una bella storia, Vagliù, su quelle persone che comunque hanno il pallone nel sangue, nelle vene, si sono dati anima, corpo e cuore per arrivare poi ad un obiettivo, cioè l'obiettivo di qualsiasi napoletano, cioè giocare al Maradona. Infatti penso gli saranno venuti i brividi addosso nel momento in cui, sai, ha avuto quella chiamata dal Napoli e c'è stato quel momento in cui può venire, non può venire, sai, proprio un strunz che da balla in Namuta. E quindi ragazzi ci siamo, c'è questo momento tanto atteso per questo ragazzo, per la sua famiglia, non oso immaginare proprio la gioia, la contentezza. E niente, voglio, fatemi sapere qui sotto nei commenti già se vi piace questo calciatore. Comunque l'abbiamo visto nell'ultimo periodo, diciamo nell'ultimo anno a Salerno con la Salernitana, un terzino comunque di spinta, di corsa, ha fatto 2 gol se non mi sbaglio nella Salernitana. Vabbè, ovviamente non è un goleador, pure che non è che ha da fare i gol, cioè lui deve difendere fondamentalmente. Viene al posto di Zanoli, che dovrebbe essere girato in prestito al Genoa, e fatemi sapere pure in questo caso voi cosa ne pensate, se avreste tenuto Zanoli per farlo crescere ancora di più, ma che da crescere più, cioè io mi dico, mi chiedo, in altezza, oppure appunto come operazione vi piace quella di Mazzocchi. Comunque è un'operazione da 3 milioni di euro, resta per 3 anni da quello che ho letto, anzi ce l'ho proprio davanti, 3 anni e mezzo, fino al 30 giugno del 2027, un classe 95, quindi se non mi sbaglio, non so bravissimo in matematica, ma è stato nei 28 anni, quindi proprio nel pieno, no? Negli anni proprio della piena maturazione di un giocatore. E niente, Aiù viene qui appunto per fare il vice di Lorenzo. Io come sempre ho sapito, ci guardiamo le sue migliori giocate perché ci piace, perché ci piace la Nutella, un gelato capanna in merendini in quantità. Ecco qui Pasquale Mazzocchi, già che a così dobbiamo trovare, mamma mia Aiù, ma che fisica stiamo parlando? Di che fisico stiamo parlando? Ci ha maturato comunque un soprannome stu Aiù, non te caghi intervento già subito in ripartenza contro la Lazio. Pasquale Paco Mazzocchi, mamma mia, anche qui altro grande intervento. Poi come Twist, subito che mette il fisico davanti e da tergo che la recupera. La crocheta in mezzo a 3, la crocheta, io per esempio si giocate nel Saccio perché non mi dicete niente, ma io partita della Salernitana non è che mi volevo. Ma veramente ha fatto sto gol Pasquale Mazzocchi, io non lo conoscevo, non so niente di Pasquale Mazzocchi. Parlo che può terzino destro più forte dell'universo. Sì, ragazzi, siamo così noi a Napoli. Quando vengono a giocare con noi diventano i più forti. Questo è il secondo gol di cui vi parlavo prima. Papà attaccante sfondamento, bellissimo. Qui invece vediamo in ripiego difensivo che ferma quell'azione del Benevento, quindi derby. Vediamo qui. Pasquale Mazzocchi, guarda, io vi dico la verità, io penso che sia, ma a parte gli scherzi qua, che tu non che ha fatto, un terzino comunque che darà il massimo, vi dico la verità, secondo me darà proprio il massimo, perché, come dicevo prima, cioè se sei napoletano e hai il sogno nel cassetto di una vita di giocare a Napoli, quando c'hai questa opportunità, ti giochi le tue carte proprio al meglio, veramente ti giochi le tue carte al meglio, quindi prevedo comunque bel gol. Questo qua lo conosco, però non ero suo, penso che ha fatto l'assist, ma ricordo. Comunque penso che abbiamo fatto un acquisto ordinato, dovevamo andare, mamma mia, bella giocata, a rinforzare quel reparto là, perché si ci vede una freva, una bronchite, una tosse, una raffreddura di Lorenzo. Abbiamo visto che comunque non abbiamo il terzino che comunque lo copre nel miglior modo possibile, quindi ci serviva uno di corsa su cui poter fare affidamento. Tra l'altro Pasquale Mazzocchi dall'anno scorso è stato pure convocato in nazionale, quindi altra grande e bella soddisfazione per lui essere convocato dall'Italia.
quindi anche nel giro della nazionale non roba da poco. Non voglio nei bar, voglio, c'è che è un fritto in gol che mi cioè voglio che avvicina, cioè uno di noi praticamente. Mi sono andato a vedere pure un po' le sue foto vecchie, le sue foto su Instagram, su chi li vogliono proprio che hanno il pallone nel sangue e che mettevano, sai che le fotografie quando io a giocare in dei campetti sperduto, magari delle nostre zone. E boh, pensare che capì, sta nel Napoli fa un bel, fa uno strano effetto e fa anche un bel effetto contemporaneamente. Comunque, come stiamo vedendo da queste clip, è un Ugottena, voglio dire, è Toast e gli dobbiamo trovare questo soprannome. Aiutatemi anche voi nei commenti. Tenete in considerazione che lui è molto religioso, infatti non so se avete visto, ma penso proprio di sì, tra le foto maggiori che stanno spopolando negli ultimi giorni su internet, sono proprio quelle là della sua schiena, perché c'ha un Cristo tatuato dietro la schiena e si prende tutta la schiena in pratica. Quindi è molto molto, che si crede, una gol la fatisca, non so in quale squadra giocasse qui. Ah, ma te ne però pensi di loro gol? Signori, il vizietto del gol come tra l'altro il capitano nostro. E lui è venuto a fare il vice di Lorenzo, se lui giochi di Lorenzo con uno gol là da fa. Ma te ne stufa tra fin de corpo che pure mi staranno, Quindi dicevo, molto molto religioso, c'ha tutti questi tatuaggi, non solo dietro la schiena e sulle braccia, ma anche proprio sul corpo in generale. Lo so, c'è venuto a Marre, quindi come vogliamo chiamare? Pascala, lo so. O Mastina, o Malessere, Pascalo Malessere. Pure mi piace Pascalo Malessere. Mazzocchi, non so, Mazzuoc. Datemi una mano che il più bello magari è quello che ha più like, che riceverà più like, lo sceglierò come nostro soprannome. Poi chi io chiamo Nata Manera o chiamo Nata Manera, voglio dire. Qui chiude contro la Roma, qui invece... Oh, bella finta e fa ripartire anche qui la squadra bene dopo la parata del portiere. Qui altra grandissima discesa e serve bene il suo amico. Ma quindi può giocare pure a sinistra e poi mi ricordo tante cose. Io penso che giochi maggiormente a destra, che è la sua principale posizione, però come sto vedendo ci sono anche delle azioni in cui gioca a sinistra. Voglio che dirvi, io lo accoglierei veramente con mano frate perché è un nostro fratello, accogliamolo bene. Non abbiamo acquistato Cafù, non abbiamo acquistato Roberto Carlos, abbiamo acquistato un umilissimo terzino napoletano, quindi Napoli e dei napoletani, e già per questo voglio lasciate tanti bei mi piace per Paco Mazzocchi, mi fa molto molto piacere che sta vivendo il sogno di tutti quanti noi, quindi io lo accolgo con un grosso abbraccio, in bocca al lupo e ci capo primo gol. Forza Napoli sempre!